Siamo tutti su tu stesso cielo, siamo tutti su tu stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo chini, quando moriamo ne portiamo niente. Avevo sempre la puzza sotto il naso, facciamo a gara chi ne non ci spirito, e ne facciamo tanti cannizzosi, ma siamo solo giusti e presuntuosi. Buona domenica carissimi amici, continuiamo la canzone. Chi ne ha fatto? Non si è sbagliato, aveva prevista tutta s'ambroglia, ne ha fatto liberi di sbagliare, liberi puro e in ammazzare. Sabato scorso un ragazzino al catechismo mi ha chiesto perché Dio ha creato il diavolo. Io gli ho risposto, carissimo Enzo, Dio non ha creato il diavolo come diavolo, ha creato un angelo bello, intelligente, ma lui liberamente ha scelto di non stare dalla parte di chi lo ha fatto. Ecco, e questa realtà misteriosa noi non la capiamo, ecco perché ci incontriamo la domenica, ecco, chiedendo a Gesù di darci la certezza di fidarci che chi ci ha creati non ha sbagliato, ne ha fatto liberi di sbagliare, liberi pure in ammazzare. Chi ne ha fatto non si è sbagliato, ha pazienza, ne coce piano piano, d'ingiusto e su brodo, a ricchi, agli poveri, agli sani, agli malati, agli intelligenti e ai meno intelligenti, a quelli che noi chiamiamo fortunati ma non lo sono, o gli sfortunati ma non lo sono. E dobbiamo convertirci, amici miei, perché noi siamo gente di poca fede. Ecco perché la Santa Madre Chiesa ci suggerisce queste preghiere. Noi dobbiamo pregare Dio che può far tutto, è onnipotente e non finisce mai, è eterno, di accrescere in noi la fede, la speranza, la carità. E perché possiamo ottenere ciò che prometti, la gioia vera, la felicità vera, ecco, fa che amiamo ciò che comandi. Cosa desideriamo? Se non desideriamo di imparare a volerci bene gli uni gli altri, come Dio ci ama attraverso Gesù, ecco, amici miei, c'è poco da stare allegri. Quale speranza abbiamo? Io ho la speranza di diventare sempre più capace di amare gli altri. Ma come? Se conosco io l'amore di Dio, ecco, attraverso Gesù Cristo, poi divento capace di amare gli altri. Allora, sentiamoci sta bellissima intervista, prima di guardare un po' la liturgia di oggi, di Papa Francesco con il cappellano del carcere di Padova, Marco Pozza. Don Marco Pozza, lo vedete, lo vedrete, non è vestito da prete, è con le scarpe da tennis, con una giacchettina, una magliettina, e il Papa, ecco, parla con lui sul Padre Nostro e dice le cose che io vado ripetendo continuamente, perché o sei Papa, o sei prievite, o sei scienziato, o sei un lavoratore della campagna, è la stessa cosa, amici miei. Tutti quanti dobbiamo alzare la testa e pregare Dio come Padre, però chi di noi c'ha questa fede, questa fiducia in Dio? Siamo poco e il Papa ce lo fa capire, ascoltiamo. Ci vuole coraggio per pregare il Padre Nostro, ci vuole coraggio di, come dire, papà, e di credere che è il Padre che mi accompagna, che mi perdona, che mi dà il pane, che sta attento a tutto quello che io chiedo, che mi veste meglio ancora che i fiori del campo, e tutto quel che... Ma credere questo, anche c'è il rischio, e se non è vero, osare, ma tutti insieme. Per questo pregare insieme è tanto bello, perché ci aiutiamo uno all'altro, no? E osiamo. Diciamo di essere cristiani, diciamo di avere un padre, ma viviamo come non dirò come animali, ma come non credenti, senza fede,
e viviamo anche facendo del male, non nell'amore ma nell'odio o nella competizione, nelle guerre. Ma pensa oggi, il nome di Dio è santificato in Nigeria, nelle ragazze rapite di Boko Haram, è santificato nei cristiani che lottano fra loro per il potere, è santificato nella vita di quelli che affittano un sicario per risolvere una situazione, è santificato nella vita di quegli altri che non si curano dei propri figli e no, il nome di Dio non è santificato lì. Ci vuole coraggio, bisogna osare, rischiare di pregare Dio da figli, questo dice il Papa. Ecco, mi è venuto in mente Donna Abbondio, chi di noi non è Donna Abbondio? Io tante volte sono Donna Abbondio, non ho il coraggio di fare e di dire quello che vorrei fare, quello che vorrei dire, perché siamo vigliacchi, amici miei, siamo deboli. Ecco perché dobbiamo pregare, per chiedere la forza che non abbiamo. Un bambino chiede al papà, sicuro che il papà può dargli quello che lui gli chiede, e se il papà non glielo dà rimane deluso. Noi dobbiamo rischiare, carissimi amici, dobbiamo pregare, dobbiamo essere sicuri di Dio, e questa è la lotta. Ecco, allora dobbiamo pregarlo Dio, ecco, dobbiamo pregarlo, e dobbiamo pregarlo come Padre di misericordia. Allora sentiamoci quest'ultimo pezzo dell'intervista a Papa Francesco di Don Marco. Ecco, il Papa racconta un aneddoto della sua vita, di una vecchiettina che senza aver studiato alla gregoriana, senza aver fatto studi biblici, però ha le idee chiare su Dio, chi è Dio. Ecco, una volta al catechismo insegnavano: Dio è l'essere perfettissimo, creatore e Signore del cielo e della terra. Questa è un pochettino una definizione che lascia il tempo che trova, è più una definizione filosofica. Dio è il Padre di nostro Signore Gesù Cristo, è il Padre nostro, amici miei, e che ama i suoi figli e ai suoi figli non permette che si perdano se non lo vogliono. Ecco, ritorna la domanda di Enzo. Ecco, perché Dio ha creato il diavolo? Non l'ha creato Dio il diavolo. Il diavolo è un angelo che ha voluto rifiutare, che ha rifiutato l'amore di Dio. Sentiamo Papa Francesco. Da bambini ci insegnavano a casa, quando il pane cadeva, prenderlo subito e baciarlo. Mai si buttava il pane. Il pane è simbolo di questa unità dell'umanità, è simbolo dell'amore di Dio a te che ti dà da mangiare. E quello che avanzava, le nonne, le mamme cosa facevano? E fanno, ma mettevano insieme col latte così e facevano una torta, qualcosa, ma il pane non si butta. Io ricordo una volta che è venuta a Buenos Aires l'immagine della Madonna di Fatima e c'era una messa per gli ammalati, era in uno stadio pieno di gente, uno stadio grande, e io ero vescovo già e sono andato a confessare e ho confessato prima della messa, e poi quando la messa finì non c'era quasi gente, io mi alzai per andarmene perché dovevo fare le cresime in altra parte. E è arrivata una signora piccolina, semplice, molto semplice, tutta di nero, come le contadine del sud Italia quando sono in tempo di lutto, no? Quando fanno il lutto. Ma aveva gli occhi splendidi. Io ho detto: ma nonna, lei vuole confessarsi? Sì, ma lei non ha peccati.
E lei mi ha detto, era portoghese, e lei mi ha detto, tutti abbiamo peccati. Ma stia attenta, forse Dio non perdona. Dio perdona tutto. E come sai questo lei? Come sa? E se Dio non perdonasse tutto, il mondo non esisterebbe. Una volta c'era il film, no? Dio perdona, io no. Ed è vero, no? Noi non siamo capaci di perdonare, ma Dio perdona tutto. Ecco. Dio ci ama così come siamo in questo istante, in ogni istante. Il mondo sta in piedi perché Dio ama questo mondo. Non ama il peccato, ma ama il peccatore e spera che il peccatore possa liberamente ravvedersi, accorgersi del male che sta facendo a se stesso e sta facendo male e del male che sta facendo agli altri. Ecco, questo è il mistero che noi non riusciamo a capire. È tutta una questione di conoscenza, di consapevolezza, di esperienza e di ignoranza, non conoscenza. Quando una cosa non la conosciamo non c'è manco peccato. Ecco, non dimentichiamo le parole di Gesù sulla croce. Ecco. Perdonali a questi che mi stanno ammazzando. Perché? Perché sono ignoranti, non conoscono. Cioè Gesù aveva una compassione sterminata per noi uomini. Perché? Perché lui ha avuto una mamma, un papà, è cresciuto, io lo dico nella mia canzone, si è cresciuto in una casa, Gesù è cresciuto in una casa tutta china e meraviglia, con un vero pace attiendo, proprio pace per chi sapeva che quello non era suo figlio, non gli assomigliava a Giuseppe, Gesù, assomigliava a Maria ma non a Giuseppe. E anche se tuo figlio ti assomiglia i lineamenti, ma non è tuo figlio, non è tuo. Io perché non ho figli e non l'ho mai desiderato di avere figli con il mio patrimonio genetico, con la mia conformazione? Perché il Signore mi ha fatto sperimentare un amore più grande, una soddisfazione più grande che quella di diventare papà e di avere uno che ti assomiglia. Allora Gesù è cresciuto, perché aveva questa compassione? Perché è cresciuto in una casa tutta piena di meraviglia e di rispetto, perché se c'è la meraviglia c'è il rispetto. Con un vero pace, attento, e una mamma come figlia, a Madonna, vergine, madre, figlia del tuo figlio, umile e alta, più che creatura. Ecco perché Gesù aveva compassione, quando vedeva le persone sbagliare, combinare macelli, fare guai, dire cose lorde, bestemmie, cattiverie, sentiva il cuore gli si stringeva perché pensava, dice, mamma mia, se avessero avuto una mamma come la mia, un papà come il mio, se avessero la coscienza di Dio come padre, non ne facessero queste cose, non ne dicessero queste cose, non si comporterebbero così. E come fa uno a cambiare? Ecco, se incontra la misericordia di Dio. Allora, prima di leggerci il Vangelo di oggi, ascoltiamoci questa preghiera al Padre Eterno, ecco, che è bella, al Padre di misericordia, che è Padre di tutti, che perdona sempre. Ecco. Speriamo, Madonna, che qualcuno si fermi magari a casa da solo, perché in sei chiese si prega poco e niente, è una sceneggiata, se misse domenicale, non succede niente, che bella funzione, ha cantato buono coro, ma qualcuno viene toccato da sei chiese nostre, viene toccato dalla misericordia di Dio. Noi alla parrocchia mia, al lago, abbiamo messo 4,
la Divina Misericordia, ma il problema è se verrà toccato qualcuno nella mia parrocchia, ma prima di tutto se me ne ha toccato un paraco, casigno io, dalla misericordia di Dio, perché se ne tocca la misericordia di Dio, cangia anche una cosa, se no è una ripetizione. Ecco, preghiamo un pochettino il Padre Eterno come ci fa pregare questa canzone. Ascoltiamo. Passa il tempo, passa in fretta, ma certo non per te. 1000 anni come un giorno sono davanti a te. Padre buono, Padre grande, io sono ancora qua, in questa immensità che tu hai pensato tutta per me. Quanto bene, quanto male, fuori e dentro me. È una guerra senza sosta, ma l'hai già vinta tu. Con la morte sulla croce del figlio tuo Gesù, hai vinto il male e anche la morte, e vuoi che io conosca te. Padre buono, Padre grande, Padre di misericordia, Padre dei bambini morti, Padre di quelli mai nati, Padre dei morti ammazzati e anche di quelli che li hanno uccisi, degli esclusi e dei malati, Padre per l'eternità. Fammi fare un giro per le strade del tuo cuore e portami in quel posto dove c'è soltanto amore, e poi dimmi che mi vuoi bene, ne ho bisogno come un bambino ha bisogno di essere certo dell'amore di suo papà. Il mio vero e profondo bisogno, come il tuo è lo stesso, è di essere figlio. Questo è il vero bisogno che abbiamo noi. Ed è questo bisogno che Gesù vuole soddisfare. Non è il bisogno di essere ricco, pieno di salute e famoso, vincente, pimpante. Il nostro vero bisogno, quello di ognuno di noi, è di essere figlio, è di esserlo sempre e comunque, anche quando sbagliamo. E sbagliamo tutti, ecco, quest'anno che per me difficile da dimenticare, il 2017, altro che sfortuna, sono capitate tante cose nella mia vita che l'hanno un po' stravolta, ma in meglio, perché mi hanno fatto capire che la mia vita è nelle mani di Dio, non nelle mani di nessun altro. Però era iniziato il 2017 questa bellissima canzone, no? Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò, però la vita è una cosa meravigliosa, amici miei, ecco, perché è una caccia al tesoro, è la ricerca di questo amore incondizionato, illimitato, inaspettato, non meritato. E questa è la caccia al tesoro che ha imbandito Dio per ognuno di noi, anche per i più disperati e disgraziati, i più incarogniti. Allora, qual è il punto? Ce lo dice l'antifona del Vangelo di oggi, amici carissimi. È la conoscenza, perché se non conosciamo qualcuno non possiamo amarlo, perché per amare dobbiamo avere qualcuno da amare. Ma perché amiamo? Perché amiamo così tanto la mamma? E la mia mamma è in cielo, per modo di dire, perché è sempre presente alla mia vita, no? È in cielo, è nella condizione definitiva. Perché così amiamo così tanto le mamme? Perché le conosciamo, abbiamo conosciute fin dall'inizio, da quando abbiamo cominciato a sviluppare l'udito nella pancia,
da quando abbiamo cominciato a sentire gli umori, quando la conosciamo da sempre, sappiamo, perciò l'amiamo. Allora, vedete, l'antifona di ingresso sono le parole di Gesù che dice ai suoi amici, ecco, se uno mi ama, osserverà la mia parola. Ecco, se stiamo con Gesù dobbiamo stare attenti, ma dobbiamo chiederci, ma io conosco l'amore di Gesù? No, io so parlare di Gesù, so raccontare la storia di Gesù, so dire la dottrina che Gesù ci insegna. No, no, io conosco l'amore di Gesù, amo Gesù. Quanto è bella quella giaculatoria che ci fa chiedere a Gesù, dolce cuore del mio Gesù, fa che io ti ami sempre più. Per amare una persona dobbiamo conoscere il suo amore, il suo perdono. Amiamo la mamma perché ci perdona, magari anche se ci dà le sculacciate. A mia mamma me ne ha dato sculacciate, papà pochissimo, una o due volte ricordo, ma mamma perché ero irrequieto, ero vivace, però non ho mai dubitato dell'amore di mia mamma. Ecco, e così come non dobbiamo dubitare dell'amore di Dio, ma a condizione che lo conosciamo. Ecco, se uno mi ama osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui e diventiamo dimora di Dio. Dio dov'è? O è dentro di me o non è da nessuna parte. È un Dio con il quale mi lamento. Allora, vediamo Gesù cosa ci dice oggi. I farisei, avendo udito che aveva chiuso la bocca ai sadducei, si riunirono insieme. Uno di loro lo interrogò per mettere sempre alla prova Gesù, per farlo cadere. Maestro, nella legge qual è il grande comandamento? E Gesù risponde, lo sapete, amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Ecco, chi è il tuo Dio? È il Dio che ti ha liberato dal paese di Egitto, perché voi siete stati forestieri in terra d'Egitto, con l'ebreo alla coscienza di questa storia di amore, di liberazione da parte di Dio. Allora, come Dio ha fatto con voi, caspita, voi fate pure con gli altri. Gli rispose, poi il secondo è simile al primo, amerai il tuo prossimo come te stesso. Ecco, amare Dio, amare il prossimo come se stesso. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Allora, chi di noi è capace? Abbiamo sentito il Papa, ci vuole coraggio per pregare a Dio come Padre. Ecco, è un rischio. Ecco, chi ci aiuta? Ecco, ci aiuta, ma non ci risolve il problema, ci stimola, ci aiutano. La testimonianza dei nostri fratelli, specialmente quelli più pazzi, tipo Francesco d'Assisi, Francesco di Paolo, cioè i più strani, i santi, che hanno osato e che in ogni tempo sono graditi al Signore, anche nei nostri tempi. Il santo è la persona che si lascia perdonare, si lascia amare, non si difende. Ecco, il mistero grande è che Giuda non si è lasciato perdonare, si è così ripiegato su se stesso, sulla cosa brutta che aveva fatto, tradire un amico che gli voleva bene. Gesù voleva bene a Giuda, tradire un amico che ti voleva bene e tradirlo con un bacio. Ha buttato i soldi, ha gettato i soldi, non ha tradito Gesù per i soldi, no, l'ha tradito perché noi vogliamo che Dio, e quindi Gesù che è il Figlio di Dio, faccia quello che desideriamo noi, soddisfi i nostri bisogni, che non sono i veri, perché il nostro vero bisogno, l'ho detto prima, è di essere figlio e di esserlo sempre e comunque, anche quando io sbaglio. Il nostro vero bisogno è di essere amati, anche se non ce lo meritiamo. Questo bisogno Gesù mi può soddisfare. Gli altri no, se sono nato 1,65 m come io sono, no, non mi fa diventare 1,85 m. Perché? Perché non mi serve. Se sono nato povero non mi fa diventare ricco materialmente. Perché? Perché non mi serve.
se sono nato cieco, se sono nato paralitico, amici miei, non è una porpetta tammo, che il giorno, e la domenica è il giorno in cui dobbiamo desiderare di rincontrare, ma veramente, di nuovo, cioè, come lo dobbiamo desiderare ogni mattino, ogni momento che ci mettiamo seriamente davanti a Dio, con tutto noi stessi, e dicendo: Gesù, abbi pietà di me, che sono un peccatore. Ecco, allora buona domenica, carissimi amici, che possa essere davvero una Pasqua, la Pasqua della settimana, sperimentare la potenza di Gesù risorto sul nostro peccato e sulle nostre morti, e poterlo annunciare a tanti nostri fratelli che aspettano questa buona notizia. Buona domenica, arrivederci alla prossima, ma sempre a Dio piacendo. Ciao. Siamo tutti su tuo stesso cielo, siamo tutti su tuo stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda, e tutte cose che ne siamo chini, quando moriamo ne portiamo niente. Abbiamo sempre la puzza sotto naso, facciamo a gara chi ne non ci spirito, e ne facciamo tanti cannizzosi, ma siamo solo giusti e